E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora partiamo da quello che ci pare un dato di cronaca senza nessuna particolare verve polemica, però ci sentiamo di poter dire che gli agenti delle forze dell'ordine, i poliziotti e i carabinieri non hanno, come dire, particolari amicizie o particolari occhi di riguardo, nel senso anche non vizioso del termine, presso l'ordine giudiziario o grandi apparati dello Stato, cioè presso apparati come dire che da un punto di vista simbolico hanno la loro stessa divisa, poi loro ce l'hanno in strada ogni giorno, altri ce l'hanno in uffici più o meno altolocati, ma insomma sempre di pezzi di Stato si parla. Ricordiamo che è di pochi giorni fa la notizia che abbiamo anche dato qui con occhio diciamo critico, la sentenza della Corte Costituzionale che ha introdotto il fatto che si possa prevedere la particolare tenuità del reato anche nei casi in cui questo venga commesso contro esponenti delle forze dell'ordine, proprio in un momento in cui poliziotti e carabinieri sono quasi quotidianamente assediati per strada dalla delinquenza antagonista pro-PAL che gode di numerose, eccessive coperture intellettuali nel mainstream. Ebbene, oggi c'è una notizia che riguarda una vicenda più specifica, ma che è allo stesso modo inquietante dal nostro punto di vista. La notizia riguarda la vicenda di Rami. Voi ricordate il ragazzo purtroppo morto a seguito di un inseguimento. Lui era a bordo, non guidava il motorino, era a bordo con chi guidava il motorino, un fatto stranoto di cronaca. Ebbene, oggi c'è stato un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari e in questa documentazione si scopre che si contesta al carabiniere che era alla guida dell'auto che inseguiva i due il reato di omicidio stradale. Ora ricordiamo che questi due, con tutto il rispetto iperdovuto per chi non c'è più, questi due erano su un motorino che andava a folle velocità per Milano, anche a 120 km all'ora, spesso anche contromano, mettendo a ripentaglio la sicurezza propria, come purtroppo poi si è dimostrato, e altrui più e più volte. E sì, un'auto dei carabinieri ha avuto la bizzarra idea di inseguirli, perché ha intravisto che si stavano commettendo dei reati e che c'era comunque a rischio la sicurezza e la vita di tutti i milanesi che incrociavano questo motorino. E quindi, dovendo fare un inseguimento di un motorino lanciato a folle velocità, ha fatto un inseguimento, diciamo, mettendo delle marce anche superiori alla seconda, ci viene da dire, ma adesso fuori di ironia, perché in ogni caso è ironia tragica, l'accusa nello specifico rivolta al militare alla guida è di non essersi sempre, di essersi tenuto a una distanza dallo scooter inseguito estremamente ravvicinata. Sì, io faccio osservazioni di banale logica, non ne so nulla. Diciamo che se sto inseguendo qualcuno che mette a rischio la vita di chi banalmente gira per strada, tendo a stargli abbastanza vicino, quasi affiancando addirittura a volte, perché sì, per fermarlo credo che a volte abbiamo provato ad affiancarlo. La distanza laterale era di 80 centimetri, si legge nell'atto, misurati ovviamente in un ufficio da parte di chi in poltrona misura bene. Immagino che sia una condizione emotiva diversa all'inseguimento in atto per strada, mentre la velocità era di circa 56,4 km orari. Credo sia molto importante quello 0,4 che viene annotato, a fronte, si dice, di una velocità dello scooter guidato dall'amico di Rami di circa 54 km orari nel tratto finale. Quindi c'è questa discrasia di decimali o singole unità che sarebbe particolarmente, come dire, rilevante, indicherebbe un errore, se non un reato, insomma, del carabiniere che guidava l'auto. Insomma, per i pubblici ministeri della Procura di Milano, la Giulietta dei carabinieri teneva una distanza e una velocità inidonee a prevenire eventuali collisioni con lo scooter. Poi, diciamo, per fortuna si contesta la stessa accusa di omicidio stradale al signor Fares Buzidi, che è colui che guidava il motorino, che ha messo a rischio la vita propria e purtroppo anche altrui.
Ora, come dire, sfrondiamo dai tecnicismi, ripeto, in un ufficio si possono trovare dei decimali, col goniometro si può misurare la distanza, sì, li hanno inseguiti per tanto tempo, per 20, come disse il sindaco di Milano Beppe Sala, addirittura per 20 minuti li han inseguiti, sì, continuavano a reiterare questa condotta anche per un'ora, no? Se la reiterano e non riesce a fermarli, immagino che delle forze dell'ordine dovrebbero regolarsi così in un mondo vero che tutela la sicurezza vera dei cittadini, per bene che non commettono reati. Ma insomma, in ogni caso, ci sentiamo di dire, da un punto di vista della logica, perché poi questo è appare, almeno da quanto ho letto, in questo caso era sito del giornale, la ciccia del provvedimento, si contesta a questo carabiniere di aver guidato velocemente, di essere stato vicino all'obiettivo che stava inseguendo e che voleva fermare, e insomma sostanzialmente mi viene da dire di aver fatto il suo lavoro. Ora, io vorrei che ogni tanto da parte di organi o apparati dello Stato che stanno in comodi uffici ci sia un po' più di empatia per chi quello Stato e soprattutto la nostra sicurezza la difende ogni giorno sulle strade. Grazie a tutti, a domattina.